Assessore Torrenti, 940 anni dalla patria del Friuli, una festa che guarda al passato e che guarda al futuro. Sì, una festa che ricorda il passato, più che guardare il passato, che ricorda tutta la regione, la storia del Friuli, questo è una cosa a cui tengo molto, non solamente la celebrazione per i friulani su se stessi, ma la consapevolezza di tutta la comunità regionale, anche non friulanofona, di ricordo che cosa è stato il Friuli, da dove è partito, cosa è successo nel 1077 in poi, che non tutti sanno purtroppo, e che la festa può essere un momento di riflessione e che guarda il futuro e che in questo momento guarda il futuro anche delle comunità che vorrebbero entrare nel nostro Friuli, quindi in questo caso Sappada, il motivo della nostra presenza lì è ricordare che c'è stata una scelta di quella comunità di entrare nella nostra regione e che speriamo che possa avere un percorso diciamo fluido nel prossimo futuro. Vediamo, insomma, sappiamo che è un percorso difficile, non semplicissimo, però questo era un momento per sottolinearlo. Per il resto una serie importante di iniziative oltre 100 e una corsa, quella della staffetta, secondo noi anche che può avere un futuro, una prospettiva, perché è un momento significativo di toccare tutte le nostre comunità, i vari municipi e quindi qualcosa che potrebbe anche essere un po' fuori anche dai nostri confini, cioè un momento di ricorrenza sportiva che non è linguistica, però che può essere un modo per mettere al centro l'attenzione di lingue minoritarie in assoluto, non solamente questa della nostra regione, ma di tutta Europa. Anche questa è una cosa nuova che secondo me avrà delle prospettive importanti e interessanti.